Dunque la classifica vede al comando sempre la Virtus Entella con 34 punti, Provercelli 32, Savona e Venezia 26, Vicenza, Cremonese 25, Como 24, Feralpi Salò, Albino Leffe 23, il Sud Tirol 22, Reggiana 18, Lumezzane 16, Carrarese 15, Pro Patria 12, San Marino e Pavia 11 punti. Il Vicenza torna da Pavia con 3 punti pesanti, raggiunge la Cremonese al quinto posto a quota 25 e si avvicina sensibilmente alle posizioni di testa. Partita praticamente mai in discussione, un primo tempo da incorniciare per i biancorossi che partono subito alla grande e dopo 5 minuti sfiorano il gol con tutti, conclusione alta sopra la traversa. Molto più pericoloso al decimo Delia, raccoglie un pallone all'interno dell'area di rigore, batte a colpo sicuro, ma in questo caso è Facchin a fare il miracolo. Primo tempo di marca esclusivamente biancorossa, vicino al gol Tiribocchi al 26esimo. Poi sempre Tiribocchi nel finale di tempo con Tulli sugli scudi. 5 occasioni, grandi chance per il Vicenza, ma purtroppo il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Si va nella ripresa e il Pavia parte meglio. Dopo 3 minuti Brachi trova un pertuso nell'area di rigore e impegna Ravaglia a terra. Al 12esimo Delia si invola ben lanciato da Giacomelli. Ha la possibilità di servire Tiribocchi ma preferisce la conclusione con il sinistro. Pallone sballato fuori dai pali. Anche Giacomelli dopo 16 minuti scalda le mani al portiere avversario. Poi la svolta della partita arriva con l'espulsione di De Geri, doppia munizione per fallo di mano a centrocampo e al 19esimo il Vicenza è in superiorità numerica. Ne approfitta subito l'11 di Lopez e al 22esimo il gol che decide la partita. Cross di Elasni, pallone sporcato da Tiribocchi, arriva sulla testa di Tulli. Una carambola sul palo e poi il tocco decisivo del numero 11 e il Vicenza che fa suoi i 3 punti. La reazione del Pavia non c'è, il Vicenza va ancora una volta vicino al gol con Giacomelli, con Tiribocchi, con un'azione insistente alla mezz'ora di gioco, con un Pavia che nel finale mette fuori la testa e al 46esimo spreca l'ultima occasione con Brachi, pallone calciato troppo d'esterno, lontano dai pali di Ravaglia. Adesso arriva il Como, immediatamente alle spalle della squadra biancorossa, a quota 24, l'occasione giusta per dare continuità ai risultati. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, insomma abbiamo giocato un gran bel calcio, forse secondo tempo loro ci hanno prestato un pochettino di più, insomma non hanno fatto fino a un portatrame che sia una punizione, poi ovvio quando abbiamo fatto cosa sull'istruzione loro sono stati un po' più veementi a venirci a prendere, ma insomma ho rischiato pochissimo, qualche mischia ma niente di più. Sono contento della prestazione, del risultato, sono contento, ma io li vedo, sono giocatori che hanno voglia, giocatori di qualità. Ovvio che dobbiamo crescere, come ho sempre detto, e dobbiamo crescere ancora di più. E quindi la pareggiata. No, io ho sempre detto che noi dobbiamo fare gara su se stessi, non dobbiamo guardare gli altri, perché non è nemmeno regolare, cioè non è nemmeno giusto, no? Noi dobbiamo fare la gara su se stessi, dobbiamo cercare di recuperare tutto, di recuperarci, quello che possiamo fare, dobbiamo cercare di sbagliare meno, oggi abbiamo sbagliato poco.